Una giornata di preghiera universale per la fine della pandemia. Per Papa Francesco una dimostrazione di fratellanza indispensabile di fronte alla minaccia del virus. Il servizio di Enzo Romeo. Non sapevamo cosa fosse una pandemia. È venuta come un diluvio. È venuta in un colpo. Una prova senza precedenti per l'umanità e anche per le religioni. Lo scorso anno ad Abu Dhabi il documento sulla fratellanza umana firmato dal Papa e dall'imam di Al-Azhar. Ora su quella scia la giornata di preghiera universale. Cristiani, musulmani, buddisti, induisti, tutti insieme, ma non è relativismo religioso. Ognuno prega come sa, come può, come ha ricevuto dalla propria cultura. San Francesco di Assisi diceva tutti fratelli. L'emergenza Covid non deve far dimenticare il resto dei problemi, anzi. Ci deve far pensare alle altre pandemie del mondo. Ne sono tante. La pandemia delle guerre, della fame. E già si pensa al dopo. Basiliche vaticane aperte probabilmente da lunedì. Per le celebrazioni festive sarà misurata la temperatura ai fedeli con i termoscanner. Al via il Salone del Libro che quest'anno sarà solo in streaming a causa